adesso inseriamo, quindi diamo la parola al dottor Volpe dell'ERZA del Friuli, che andrà a parlarci, adesso ce lo dice Valentino stesso. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto ad Anarsia per darci l'occasione di presentare la nostra esperienza a riguardo appunto di quelli che sono gli obiettivi del carbon farming. Diciamo che i contenuti della presentazione sono convergenti rispetto a quelli che sono stati descritti molto bene dai colleghi che mi hanno preceduto. Quello che volevo dire, noi presentiamo la nostra esperienza nell'ambito di una piattaforma destinata alla divulgazione, alla distribuzione di informazioni e di conoscenza, della sperimentazione particolare che noi realizziamo. Era nata nell'ambito di un'azione dimostrativa della misura 1.2 della passata programmazione dello sviluppo rurale della regione Friuli-Venezia Giulia. Sì, però per ovvi motivi di tempo accorcerò, naturalmente salterò tra le varie diapositive. L'obiettivo era quello di, tra i vari contenuti modellistici di questa piattaforma, l'obiettivo era quello di mettere a disposizione delle informazioni alle aziende per fare un'analisi del proprio processo produttivo e valutarlo in termini di impronta del carbonio e impronta dell'acqua, che erano praticamente stati presi come i due principali indici di valutazione della sostenibilità aziendale. Praticamente lo strumento non è destinato ad una certificazione, ma è proprio destinato ad un'analisi da parte dell'azienda agricola di valutazione di quelli che sono i suoi punti più virtuosi o i punti deboli che possono generare maggiori emissioni sia di fotossido di azoto che di anidride carbonica e quindi in termini generali di anidride carbonica equivalente a livello aziendale. E quindi l'interesse nostro era proprio quello di dare uno strumento all'azienda agricola, sia all'azienda agricola che ai tecnici, per fare questo tipo di valutazione e intervenire su quelli che erano i punti di maggiore mitigazione. L'applicazione in sé può abbracciare diversi tipi di aziende, si va da aziende con allevamenti fino ad aziende con seminativi e aziende con colture permanenti, colture arboree. Come tutti i processi, diciamo che l'applicazione in sé si ispirava ad un processo dell'ECA e quindi esaminava tutti quelli che erano i passaggi, step del processo produttivo realizzato in azienda. Si andava quindi praticamente dalla tipologia aziendale, dal tipo di superficie, dalla condizione di questa superficie, fino agli allevamenti, fino poi a quella che era l'input off farm di carattere aziendale, fino a caratteri energetici e alla valutazione di quelli che erano i servizi ecosistemici. Quello che mi premeva dire a proposito dell'analisi della superficie agricola, avevamo previsto di analizzare quella che era la gestione delle colture seminativi e anche noi avevamo partecipato al progetto Help Soil e quindi avevamo praticamente tradotto quella sensibilità, quell'esperienza all'interno anche di questa analisi simile all'CA, del processo aziendale. E quindi vedremo che poi anche vari aspetti che portano ad un bilancio della sostanza organica del suolo e del bilancio della sostanza organica e anche del bilancio energetico della stessa azienda agricola sono frutto anche di questa valutazione. E, come dicevo, praticamente tra le varie possibilità che ci dà questa applicazione, appunto, è quello di valutare il bilancio delle varie emissioni a seconda del tipo di azienda, la carbon footprint e la impronta dell'acqua, insieme al bilancio energetico globale e introducendo nel bilancio energetico globale dell'azienda anche il bilancio della sostanza organica. Si parlava appunto che una parte dell'analisi è dedicata a quella che è il sequestro di carbonio e la generazione di carbonio in conseguenza delle attività agricole. Diciamo, noi siamo partiti evidentemente da esperienze di letteratura combinate un po' con quelle che erano le sensibilità che avevamo raccolto negli anni anche rispetto alla partecipazione a diversi progetti. Nel caso qui abbiamo tipicamente preso i seminativi
consideriamo l'aspetto della gestione convenzionale, della gestione con minima lavorazione e una gestione con zero tillage, non lavorazione. Questi tre tipi di schemi agronomici producono tre diversi livelli di residui culturali che evidentemente hanno una conseguenza di restituzione della sostanza organica al terreno. Sappiamo benissimo che passando all'agricoltura conservativa senza lavorazione abbiamo un residuo massimo che arriva dai residui culturali, dal contributo massimo che deriva dai residui culturali. Bisogna anche considerare che nel tipo di bilancio che noi abbiamo adottato ai residui culturali che sono considerati superficiali, viene dato attribuito un coefficiente di umificazione che è inferiore a quello che viene assicurato invece dai residui culturali bilogani, quindi quelli praticamente stanno sopra la superficie del terreno. Poi naturalmente nel bilancio della sostanza organica, il bilancio della SOC portata attraverso i sistemi culturali, teniamo in considerazione anche quelli che sono i contributi sia delle cover crops che praticamente anche di colture permanenti, sia erbacee, quindi prati permanenti e pascoli, che arboree, quindi fruttiferi. D'altra parte esiste anche un processo di degradazione della sostanza organica, anche qui molto diversificato a seconda del tipo di sistema agricolo considerato. Noi facciamo riferimento effettivamente soprattutto a dati di letteratura. Qui abbiamo riportato solo una gradualità di quello che può essere la situazione a seconda del sistema culturale considerato. Il contenuto, valutando il contenuto di sostanza organica, di gradualità di sostanza organica e il prodotto di uno per l'altro ci dà una misura di quella che è la sostanza organica degradata, che non è altro che il termine negativo di quando andiamo a valutare quello che è il bilancio totale dell'apporto sostanza organica conseguente all'adozione di un determinato sistema culturale. Sistema convenzionale ha un minore contenuto di sostanza organica, ha una maggiore degradabilità e quindi in qualche modo determina una maggiore perdita di sostanza organica da parte del sistema. Al contrario, rispetto, rimanendo a quelli che sono i sistemi attivi, al sistema culturale che invece prevede una non lavorazione. Salto un attimo, questo è un output grafico di quella che è l'applicazione in termini di quello che sono la ripartizione del CO2 equivalente rispetto ai vari processi aziendali. C'è anche un output numerico tabellare che evidenzia quello che è il contributo in termini di sequestro di sostanze organiche, sequestro di carbonio in termini di CO2 equivalente, conseguente alle pratiche culturali adottate. Anche qui l'impronta al carbonio delle singole produzioni, in questo caso del latte, è parametrata anche considerando il possibile intervento del sequestro del carbonio. E questo invece è l'impronta dell'acqua, che è un altro indice che viene prodotto dall'applicazione, sul quale è molto importante soprattutto la componente di acqua grigia, perché è assolutamente collegata a quella che è la degradazione di sostanza organica o degli eccessi di apporti di azoto, o per esempio la degradazione di sostanza organica e il leaching conseguente appunto ad eccessi di azoto e anche per esempio ad emissioni in termini indiretti di quello che è il tasso di azoto. Gli aspetti agronomici invece che vengono divulgati attraverso questa applicazione che abbiamo cercato anche di rendere parte della nostra attività di disseminazione è proprio la discriminazione tra quelle che sono le vari sistemi culturali adottati. Abbiamo valutato sia il fatto delle lavorazioni che del cover crop in termini di CO2 equivalente in considerazione delle emissioni di potassio di azoto. Questa è una simulazione naturalmente. Vediamo che all'aumentare del livello di SAU utilizzata attraverso pratiche di non lavorazione, l'emissione di potassio di azoto diminuisce. Questo aspetto è ancora più marcato in conseguenza del cover crop per effetto della riduzione di quelle che sono
le componenti di litio in aeronautica, che comunque vanno a far parte di quelle che sono le emissioni dirette calcolate attraverso il sistema IPCC. In termini invece di quello che è il bilancio del carbonio nel terreno, abbiamo evidentemente che aumentando il ricorso alla lavorazione aumenta il contenuto di sostanza organica nel terreno. Questo effetto è ancora accentuato in termini positivi da parte dell'adozione di cover crop che a loro volta contengono sostanza organica. Quando consideriamo invece l'effetto del bilancio, ovvero gli input di carbonio e la degradazione di sostanza organica da parte del terreno, abbiamo un effetto analogo, però su livelli diversi. Quello che ci interessava molto invece presentare è un aspetto che è quello del bilancio energetico dell'azienda agricola. Noi abbiamo considerato nell'azienda agricola il bilancio energetico non soltanto in termini di input e output classici, ma anche in termini di input o output che sono legati alla sostanza organica del terreno. Praticamente qui questa simulazione riguardava tre diversi livelli di impatto da parte in termini di sistemi agricoli. Diciamo che quelli che qui abbiamo raccontato come S3 e S4 sono minima lavorazione e non lavorazione, che erano livelli in cui registravamo anche un aumento netto di sostanza organica nel terreno. Naturalmente noi abbiamo cercato di tradurre questo valore in termini energetici e siamo riusciti anche a fare un bilancio energetico della sostanza organica nel terreno. Quello che ci interessava molto e che ci è molto piaciuto è prendere riferimento a questo dato di questa impostazione di letteratura di FAN collaboratori del 2018, in cui effettivamente nel bilancio globale dell'azienda agricola veniva considerato anche quello che era l'effetto del bilancio di sostanza organica. Questo effettivamente è un bilancio energetico in cui la sostanza organica, se viene accumulata o viene degradata, quindi se la sostanza organica aumenta o diminuisce, ha un effetto diverso sull'efficienza. Nel senso che se viene diminuita, praticamente quello è un input del sistema in termini di sostanza organica. Se invece viene accumulata, viene considerata un output. E nei due casi rispettivi, nel primo caso viene messa al numeratore, nel secondo caso, anzi nel primo caso, quando viene consumata, viene messa al denominatore, nel secondo caso invece viene messa al numeratore. Quindi evidentemente l'efficienza cambia nei due casi. Questa cosa poi l'abbiamo introdotta in questa applicazione che produce due diversi risultati. Qui abbiamo per esempio due situazioni diverse, in cui a sinistra abbiamo un aumento della sostanza organica e quindi abbiamo un bilancio della sostanza organica positivo. A destra invece abbiamo una diminuzione della sostanza organica e quindi abbiamo un bilancio della sostanza organica negativo. L'efficienza globale aziendale viene nei due casi varia molto, perché chiaramente aumenterà nel caso dell'accumulo di sostanza organica, perché lo consideriamo un output del sistema. Nell'altro caso invece, se la sostanza organica diminuisce, noi la stiamo consumando e quindi la consideriamo come un input. In questo caso, evidentemente, l'efficienza globale del sistema viene a diminuire. Passo subito alle conclusioni, se è stata nel tempo. Diciamo che attualmente questa applicazione che era nata proprio per disseminazione e divulgazione di conoscenze su questi aspetti della sostenibilità all'interno delle aziende agricole viene utilizzata soprattutto a livello delle associazioni allevatori, dove lo stiamo usando massicciamente per tutti gli allevamenti e quindi lo stiamo utilizzando in un progetto loro, in questa prima fase, questa applicazione per valutare l'impronta del carbonio. A nostra volta lo stiamo utilizzando con un approccio un po' più vicino all'azienda agricola, nel senso che andiamo a provare questo sistema all'interno delle aziende agricole, coinvolgendole con un approccio living lab, quindi andiamo a vedere casi concreti delle aziende agricole e magari comprendendo anche quali sono i limiti dell'azienda agricola nell'utilizzazione di queste applicazioni e anche cercando di raccogliere dei suggerimenti. Poi evidentemente questa applicazione, molti dati possono arrivare sia dal fascicolo aziendale che dal quadro di campagna che verrà gestito elettronicamente, per cui molti dati possono essere già importati da
database interoperabili. Quindi si ridurrebbe, per esempio, anche l'incarico di lavoro, l'incarico di ricerca di dati da parte delle aziende agricole. Quello che è importante, l'abbiamo già visto, ne hanno parlato diffusamente i colleghi, è che effettivamente su questi aspetti molto spesso si fa riferimento a dati di letteratura. Quindi la possibilità di avere dei dati veri, come sono stati anche raccolti nelle sperimentazioni che sono state proposte dagli altri colleghi, per noi diventa molto importante perché anche per migliorare la base predittiva di questa nostra applicazione, che evidentemente non ha carattere meccanicistico o dinamico come i modelli dinamici, ma ha un carattere divulgativo e discriminativo a favore delle aziende agricole, proprio per far capire quelli che sono i loro punti di intervento all'interno del processo e migliorarli. Grazie ancora per l'attenzione, spero di non aver preso così tanto tempo. Grazie.